Bene, eccoci tornati in studio per la nostra rubrica del Memento. Questa sera la dedichiamo, Ermanno, a Julian Assange, perché questa è stata la settimana in cui è arrivata finalmente la sentenza della Corte inglese. La Corte inglese ha detto che non è espatriabile, quindi deve restare in Inghilterra perché non c'è la certezza del diritto così come viene interpretato negli Stati Uniti. Di conseguenza, alla fine, tra il dare e l'avere, lui resta in carcere e c'è da domandarsi se questo appartiene al diritto inglese, quello che in mancanza della possibilità di poter giudicare da un paese terzo, perché diciamo che l'Inghilterra non ha nulla nei confronti di Assange, quindi un paese terzo che non è in grado di giudicare se bisogna continuare a tenere in carcere, e un carcere di massima sicurezza, una persona che è un giornalista, che ha fatto l'interesse della gente, che è assolutamente democratico, che non si vede per quale motivo deve essere trattenuto perché non ha compiuto nessun reato, salvo raccontare alla gente le porcherie che hanno fatto certi stati in un momento di conflitto. Allora c'è da domandarsi: si va verso la democrazia o si va verso una sorta di parvenza di democrazia, ma in realtà poi quando tocchi certi interessi il diritto finisce. In questo senso abbiamo due esperti, Giuseppe Mosconi e Sara Chiesa, che ci aiuteranno a dipanare questo problema, perché alla fine quello che a noi interessa è che Assange torni a casa. Poi, se sarà il caso di processarlo, vedremo come andrà a finire. Io lascerei per prima Sara Chiesa che ci racconti il suo punto di vista sulla situazione di una persona che ormai ha grossi problemi anche di salute, proprio per questo motivo, perché è in carcere e in massima sicurezza da anni. Buonasera a tutti, buonasera a Tullio, buonasera anche a Giuseppe. Io mi trovavo in corte lunedì 20 maggio per seguire l'udienza e voglio prima di tutto ricordare che come anche Stella Assange ha detto subito dopo la sentenza, subito dopo la decisione dei giudici, questo caso può essere immediatamente archiviato dagli Stati Uniti. Lei li ha esortati a archiviare le accuse ed è quello che i governi occidentali dovrebbero fare e ciò verso cui noi dobbiamo spingere. Premesso questo, voglio raccontarvi un po' dell'udienza. Io lo considero, nonostante dia un maggiore rilievo alla battaglia diplomatica e politica rispetto a quella giudiziaria, per me quello che è accaduto lunedì è un passo importante, perché i giudici hanno rifiutato la rassicurazione degli Stati Uniti d'America che riguardava la possibilità per Assange di usufruire delle tutele di cui al primo emendamento, legato, come tutti sappiamo, alla libertà d'espressione e di stampa. E questo è importantissimo perché sarebbe stato veramente qualcosa di inaccettabile se i giudici avessero considerato valida la rassicurazione che gli Stati Uniti d'America hanno dato con riferimento alla questione primo emendamento. Perché? Perché se guardiamo come quella rassicurazione era formulata, ci accorgiamo benissimo, infatti gli avvocati di Assange durante l'udienza di lunedì lo hanno sottolineato, che non assicura affatto, non garantisce affatto che lui che Assange, che l'editore di Wikileaks, potrà usufruire di quelle tutele. Dice semplicemente che i suoi avvocati si potranno alzare a un certo punto in aula nel possibile processo americano che si terrebbe in caso di estradizione e chiedere che venga considerata la questione del primo emendamento, e poi precisano che comunque solamente le corti negli Stati Uniti d'America hanno competenza per decidere quando il primo emendamento può essere applicato
oppure no. Quindi capite bene che sarebbe stato imbarazzante per i giudici accettare una simile non rassicurazione. C'è stato quasi un momento di ironia nella sala stampa in cui mi trovavo adiacente alla corte, quando l'avvocato di Assange, Fitzgerald, ha detto che da un lato, ha fatto notare che da un lato gli Stati Uniti dicono che le corti americane terranno solennemente in considerazione quelle rassicurazioni e dall'altro lato ribadiscono che, per come è strutturato il loro sistema costituzionale, solo le corti hanno competenza per decidere, come dicevo, e quindi queste due cose sono assolutamente in contraddizione. Per questo ribadisco che è stato un passo positivo, ma perché soprattutto? Perché se i giudici avessero accettato quella non rassicurazione, Assange sarebbe stato estradato subito, verosimilmente, perché l'ordine di estradizione sarebbe diventato immediatamente esecutivo. Quindi anche se lui resta in carcere, dovremmo combattere per continuare a combattere per portarlo fuori dal carcere. Almeno per il momento è scongiurato il rischio che lui venga trasferito immediatamente negli Stati Uniti. E certo che non ci sarebbe niente di democratico in questo, perché quell'estradizione metterebbe a rischio, come abbiamo detto tantissime volte, tutti i giornalisti investigativi al mondo, perché da quel momento, a causa del precedente giuridico, tutti noi, se andassimo a toccare fatti sia pure reali ma che imbarazzano il governo di una grande potenza, potremmo vederci destinatari di una richiesta di estradizione. E siccome la libertà di informazione è alla base delle democrazie e chi si occupa appunto di fare libera informazione e servire il diritto alla conoscenza delle persone, se è ostacolato da un simile precedente non può svolgere il proprio ruolo all'interno di una democrazia, quindi non sarebbe di sicuro qualcosa di democratico. Inizio col dirvi questo. Grazie. Giuseppe Mosconi, allora, quale futuro per Assange? Allora, aggiungo qualche elemento alla puntuale analisi di Sara Chessa. Sara, ecco, di Sara, che ha centrato la questione, e cioè la contraddittorietà della risposta degli Stati Uniti, come dire, qui lo dico e qui lo nego, cioè non lo discriminerò come cittadino australiano e quindi non riserverò un trattamento di serie B o C perché non è cittadino americano, ma nello stesso tempo metto in forse che possa fruire di quel famoso primo emendamento che è il salvacondotto, diciamo, è lo scudo protettivo. È la garanzia del la diritto. Garanzia che dovrebbe tagliare la testa al toro, in base alla stessa Costituzione americana. Ecco, allora in questa assurda contraddizione, proprio direi anche poco dignitosa, perché sembra un po' il gioco delle tre carte, insomma, francamente, resta però una situazione, e cioè che c'è una domanda di estradizione, ci sono delle imputazioni, ci sono delle previsioni, diciamo, di una condanna, possibile condanna molto grave, e c'è, a quanto mi risulta, una trattativa in corso per cui hanno detto ad Assange che se ammette un livello, è un po' come il nostro patteggiamento, insomma, se ammette un livello di responsabilità per reati minori, potrebbe contare su una pena più ridotta, udite udite, di 15 anni, cioè voglio dire, non è proprio il regalo, non è il massimo, di Babbo Natale, voglio dire, a prezzo di abbassare la difesa della propria dignità ammettendo delle colpe che comunque non avrebbe e non ha. Però è comprensibile che in questo stato di cose, di trattative quindi in corso, con una richiesta di estradizione che
secondo la sentenza della Corte di Londra, con questo non è rigettata in assoluto, ma si dischiude la possibilità di presentare nuove motivazioni, nuove ragioni articolate. Ricordiamo che la difesa di Assange aveva presentato 18 capi di richiesta di garanzia rispetto al processo, 18-19, adesso non vorrei sbagliarmi. 9. Come? 9. No, 18 sono i capi di imputazione, si fa spesso confusione. Allora io ho letto, ma era un articolo scritto male. Allora c'erano i 16 iniziali, vabbè, comunque. Ho capito, va bene, comunque solo 3 sono stati considerati, sì. Però anche qui si usa una terminologia a mio parere inappropriata, perché si parla di appello, ma da quello che ho capito competente è la stessa Corte di Londra ancora, salvo che non mi smentiate, perché io poi ho le informazioni della stampa, insomma, quindi possono esserci anche delle inesattezze. Ma quindi non è un appello come lo pensiamo noi nella nostra legislazione, cioè il ricorso a un'istanza superiore di gravame per vedere riformata una sentenza. È un appello di fronte alla stessa Corte. Alla stessa, cioè è praticamente la possibilità di rinforzare e approfondire i motivi di tutela, i motivi di obiezione, insomma, rispetto all'assenza di garanzie, offrendo quindi alla Corte maggiori strumenti di motivazione per rigettare definitivamente la richiesta di estradizione. Certo, una volta che l'estradizione fosse definitivamente, formalmente rigettata, anche dopo questo cosiddetto appello, a quanto mi risulta non ci sarebbe più alcun motivo di trattenere in carcere Julian Assange. Certo, Sara vuole per i però, nostri telespettatori. C'è una dimensione, salvo poi potrei dischiudere riflessioni più approfondite dal punto di vista interpretativo, ma ho letto delle ipotesi di questa diciamo auspicata e desiderata accettazione, rigetto diciamo dell'attuale richiesta di estradizione e quindi del fatto che non sia successo l'irreparabile, e che associano questo evento alla tornata elettorale americana. E non mi sembra così peregrina l'ipotesi. 3 sono le possibili interpretazioni, dando per assunto che qualcuno tipo Biden o chi per lui qualche telefonata in Inghilterra l'abbia fatta. E tenendo conto di questo, da un lato nell'imminenza a novembre delle elezioni americane, l'estradare diciamo Assange, che è sostenuto ed è oggetto diciamo di ammirazione e di solidarietà da parte di un'ampia area della sinistra americana, avrebbe voluto dire mettere a repentaglio il risultato elettorale. In secondo luogo, il fatto di porre sul banco della discussione pubblica e con delle ombre e delle possibili dei possibili motivi di critica e di disapprovazione la libertà di opinione e di stampa nella culla planetaria della democrazia, quale si pretendono e si autodefiniscono gli Stati Uniti, certamente avrebbe sollevato forti dinamiche di contrasto nel dibattito pubblico, ancora una volta indebolendo il governo uscente, cioè il partito che è al governo attualmente, rispetto al suo elettorato. Ma quello che mi sembra, sempre ragionando in termini elettorali, davvero contundente, mi pare, come interpretazione, è che in qualche modo Assange, e qui potrebbe esserci un accordo, conoscendo i rapporti stretti tra UK e USA, e quindi il facile raggiungimento di accordi sottobanco,
essendo Assange potrebbe essere una specie di ostaggio dei democratici da tenere fino all'ultimo sotto minaccia, salvo tipo coniglio dal cilindro, nell'imminenza del voto liberarlo per dare uno schiaffo, diciamo, a Trump, che lo aveva fatto, che voleva incarcerarlo e condannarlo per i famosi 175. Ma diciamo in questo momento qualsiasi delle due decisioni è negativa per Biden, perché chiaramente c'è gente che vota Biden ma vorrebbe in galera Assange. Quindi in questo momento una scelta vuol dire, siccome la differenza tra i due è minima... Io riporto 3 interpretazioni che mi hanno colpito e di cui l'ultima mi sembra particolarmente il problema è che c'è una minima differenza tra i due contendenti, Trump e Biden. Quindi di conseguenza uno non va a rischiare in questo momento. Il rischio di Assange è dopo le elezioni, perché dopo le elezioni sia Biden che Trump prenderanno le loro decisioni. E questa potrebbe essere invece che la cosa peggiore. Prima Questa è la democrazia. Allora, perché un conto è vantarsi di essere democratici e un conto è essere democratici. Nessuno è infallibile in questo senso. Prego, lascerei alla dottoressa una risposta. Vuole spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il primo emendamento, perché abbiamo parlato tanto di questo emendamento, naturalmente bisogna anche dare delucidazioni che cosa vuol dire e perché si gioca su questo fattore. Prego. Perché è quella parte della Costituzione americana che protegge la libertà di espressione e quindi protegge la libertà di stampa, la libertà di informare. Poi posso dirvi che la pubblica accusa britannica, che rappresenta in questo caso il governo americano, ha dato ovviamente la propria interpretazione, secondo cui il primo emendamento non si applicherebbe e in generale tutte le leggi riguardanti la libertà di espressione e la libertà di stampa non si applicherebbero quando fossero coinvolte delle informazioni che hanno a che fare con la difesa nazionale, quindi con la sicurezza nazionale. Il fatto è che, come gli avvocati di Assange avevano spiegato molto bene durante le precedenti udienze del 20 e 21 febbraio, noi abbiamo nella Convenzione europea per i diritti umani un articolo 10 che se applicato per come è stato applicato negli ultimi 10 anni dalla Corte europea per i diritti umani, protegge la libertà di stampa anche quando sono coinvolti dei documenti segretati, dei documenti classificati, se quei documenti sono di interesse pubblico. E come i legali di Assange avevano spiegato molto bene, tutti i materiali inviati da Chelsea Manning a Wikileaks e poi pubblicati da Wikileaks e dai suoi partner avevano decisamente a che fare con criminalità di Stato che è stata rivelata, che è stata messa a disposizione del pubblico, e sappiamo che questo è un elemento fondamentale in ogni democrazia. Cioè, se io non ho quel momento democratico in cui i cittadini possono avere una visione chiara del fatto che i governi stiano perseguendo l'interesse pubblico o meno, difendendo i valori che noi attribuiamo ai sistemi democratici o meno, e in Iraq e Afghanistan non li stavano certo difendendo, e lo sappiamo grazie ai documenti rilasciati da Wikileaks. Dicevo, comunque, se non c'è questo momento chiave che rappresenta la possibilità per il cittadino di valutare i governi attraverso le informazioni fornite da un giornalismo libero, non abbiamo la democrazia. Questo è il principio che sta alla base sia dell'articolo 10 della Convenzione europea per i diritti umani, sia del primo emendamento. Logicamente nella questione Assange la questione primo emendamento è intrecciata con quella della nazionalità,
E infatti certo. l'accusa diceva anche ci sono 3 elementi che riguardano l'applicazione del primo emendamento. Uno è il fatto che uno sia cittadino americano. Quando sei cittadino americano, il primo emendamento si applica sempre. Il secondo punto è l'aver agito all'estero. C'è un precedente che si chiama UZ versus Open Society, c'è un precedente, tra l'altro una sentenza della Corte Suprema americana, secondo la quale il primo emendamento non si applica quando la persona di cui si sta parlando ha agito in territorio straniero. E poi c'è la questione di cui vi parlavo prima, il fatto che si abbia a che fare con documenti concernenti la sicurezza nazionale. Ma c'è anche un altro fattore. C'è un altro fattore, che l'informazione è stata data via internet e non quindi è in tutti i paesi, ma è in nessun paese. Questa è un'altra interpretazione. È difficile. In ogni caso, il luogo del reato è difficilmente definibile. Allora non c'è una regola che gestisce in questo momento internet in questo senso. La seconda cosa, gli Stati Uniti sono stati danneggiati dall'annuncio, dalla pubblicazione di queste informazioni? No. Certo che chi ha fatto quelle porcherie per ragioni belliche è pro domo Stati Uniti, è dispiaciuto e diciamo è contrariato, ma che gli Stati Uniti abbiano avuto dei danni è tutto da mettere in discussione. Di conseguenza mi pare che anche in questo senso l'accusa sia estremamente debole. Prego. No, cioè voglio dire... che danni ha avuto gli Stati Uniti? Ma i danni diciamo che gli Stati Uniti hanno dal punto di vista della percezione pubblica a livello mondiale non sono certo dovuti alla comunicazione attivata da Julian Assange. Scusi, chi sa che cosa se uno commette un omicidio, hanno fatto gli Stati Uniti, allora, quello che hanno fatto gli Stati Uniti nel corso, parliamo pure dalla seconda guerra mondiale in poi, è oggetto di conoscenza, di analisi, di critica, di dibattito da parte di tutta l'opinione pubblica democratica a livello globale, e non è certo una goccia in più che danneggia ulteriormente, cioè voglio dire un'immagine già sufficientemente nota, acquisita, interiorizzata, che non sarà una goccia in più a creare un ulteriore danno. Ma in secondo luogo noi possiamo parlare di danno se parliamo di qualcosa di calunnioso o di ingiurioso o che crea un ammanco economico, non lo so, ma qui nel momento in cui si racconta la verità sulla base di documenti fondati, affidabili, cioè giuridicamente non si può neanche concepire un danno, perché abbiamo a che fare con un dato oggettivo che viene comunicato. Certo. E diciamo che se chi la verità è non fa danni. La verità non fa danno, e chi è oggetto di questa rivelazione lo interpreta come male, verrebbe un po' banalmente da usare l'antico adagio: chi è causa del suo mal pianga se stesso, cioè questo lo possono capire tutti. No, bisogna spiegare al pubblico che andiamo contro un potere che è a livello mondiale, di conseguenza paghi pegno. Un potere. Dottoressa Sara Chiesa ha una sua visione in questo senso, cioè abbiamo fatto danni agli Stati Uniti, sono stati fatti danni, oppure è la mera informazione spiacevole di realtà che sono fatti realmente accaduti, che hanno danneggiato non gli Stati Uniti ma altri stati. Certo. Prego, dottoressa. Noi diciamo, i documenti di Wikileaks, i documenti pubblicati da Wikileaks hanno semmai imbarazzato gli Stati Uniti, ma non li hanno danneggiati, hanno danneggiato il complesso militare industriale, che in tutti i modi cerca di interferire sia attraverso governi repubblicani sia attraverso governi democratici nella politica degli Stati Uniti.
Quindi quello che voglio dire è che i documenti pubblicati da Wikileaks hanno danneggiato degli interessi particolari, ma hanno favorito enormemente l'interesse pubblico, perché ci hanno dato modo di vedere che l'invasione, l'occupazione dell'Afghanistan e dell'Iraq erano eventi contrassegnati da violazioni continue dei diritti umani dei civili, da arresti extragiudiziali, dall'utilizzo di modalità di combattimento in cui prima venivano eliminati degli esseri umani e solo dopo si andava a verificare se rappresentassero effettivamente delle minacce. Ecco, cose come queste, che rappresentavano la realtà ordinaria e giornaliera, non certo episodi isolati, hanno certamente favorito i cittadini e la società civile degli Stati Uniti e di tutti i paesi del mondo, proprio per ciò che Giuseppe diceva e per ciò che anche io prima accennavo riguardo al funzionamento della democrazia. Quindi sottolineiamo bene, a essere danneggiato è il complesso militare industriale, e lo stesso Julian Assange nella prima lettera che scrisse dalla prigione di Belmarsh a un attivista disse: il governo degli Stati Uniti, e poi precisò, o meglio quegli elementi che al suo interno vogliono imbrogliare per tenermi in carcere perché odiano la libertà e la verità e la giustizia, dice questa frase, no? Quindi anche Julian Assange distingue tra gli Stati Uniti, che non sono affatto il suo nemico, e invece questi interessi particolari del complesso militare industriale che sono contro gli interessi di tutti noi. Penso che la questione si spieghi in questo modo. Grazie, io credo che abbiamo dato un passo avanti, abbiamo fatto un passo avanti per questa situazione di Anastasia. Io speriamo che rapidamente si concluda, che torni libero, perché ha tutto il diritto di esserlo, ma soprattutto perché se lo merita. Assange si merita la libertà, indipendentemente dal giudizio di questi potenti che hanno solo la funzione di non informare, perché ci sono talmente tanti interessi sottesi ai conflitti, in particolare Afghanistan e Iraq, che purtroppo è difficile parlarne, è difficile arrivare a una conclusione che porti gli Stati Uniti come paese democratico a una tecnologia che consente di fare il doppio gioco. Assange ha aperto il vaso di Pandora e abbiamo visto quello che è successo. Allora lui non solo è innocente, ma è un eroe. Grazie del vostro intervento. Grazie al professor Giuseppe Mosconi per essere stato in studio con noi, e grazie alla collega Sara Chessa in collegamento, giornalista, ricordiamo anche autrice di un libro, Distruggere Assange per farla finita con la libertà di informazione. Grazie per essere stati con noi. Noi continueremo a seguire chiaramente le vicende di Julian Assange e quello che sarà il suo destino. Continueremo a tenervi aggiornati, a seguire questo caso che è veramente emblematico e per certi versi, anzi per tanti versi, assurdo. Bene, noi chiudiamo qua questa sera la puntata di TV7 Match. Adesso vi lasciamo alla nostra programmazione e ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21. Come sempre, canale 19. Buonanotte a tutti.